Bene, allora buongiorno a tutti e a tutti. Iniziamo i lavori di questa mattinata, di questo convegno. Prego di accomodarvi. Ancora buongiorno, quindi benvenute e benvenuti a questo convegno nazionale che nasce per preciso volere e comune volere di CISL Confederale, di FAI CISL Nazionale, di CISL Veneto e di CISL Belluno Treviso. Volere di celebrare a 100 anni dalla sua morte Giuseppe Corazzin. Giuseppe Corazzin è stato una delle grandi personalità che hanno segnato la storia dell'emancipazione dei lavoratori e la nascita del sindacalismo bianco, un altro modo di rappresentare il sindacalismo di ispirazione cristiana, e la sua organizzazione e radicamento, prima nelle campagne e poi nelle fabbriche. Il movimento di cui fu promotore, insieme con altri grandi protagonisti, permise l'affermarsi di nuovi valori ed ideali, quelli del cristianesimo sociale, ispirato ed alimentato dalla Rerum Novarum di Vincenzo Pecci, eletto Papa con il nome di Leone XIII. I valori e gli ideali di questo movimento erano molto diversi, in sostanza alternativi e per molti aspetti opposti a quelli del socialismo che all'epoca, siamo tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, indirizzavano ed egemonizzavano le lotte sociali del proletariato in Italia come in tutta Europa. Giuseppe Corazzin ha svolto la sua missione prima nel Trevigiano, la sua comunità originaria, poi in tutto il Veneto e infine, andando ben oltre, tanto da assumere ruoli di primo piano a livello nazionale sia nella Federazione dei lavoratori dell'agricoltura, la FILA, che nella Confederazione Italiana dei Lavoratori, la CIL, ma sempre strettamente legato alle comunità dei lavoratori che fossero venete, emiliane o lombarde. È stato a pieno titolo e con grande merito un precursore del nostro sindacato, la CISL, come ci spiegheranno gli storici che abbiamo qui con noi. Nei mesi scorsi, in stretta collaborazione con la Fondazione Giulio Pastore e l'Archivio per la Storia del Movimento Sociale Cattolico in Italia dell'Università Cattolica Sacro Cuore, abbiamo promosso un appello indirizzato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, primi firmatari i professori Aldo Carrera e Andrea Maria Locatelli, affinché alla figura di Giuseppe Corazzin venga restituito il meritato posto che gli spetta nella storia nazionale. In poco tempo abbiamo raccolto oltre 100 firme di intellettuali, docenti universitari, studiosi e rappresentanti di importanti istituzioni ed associazioni nazionali. Alcuni di essi sono qui con noi. Un risultato che ci incoraggia a proseguire nelle iniziative dedicate a Giuseppe Corazzin. Il nostro appello è stato ascoltato dal Capo dello Stato e sono molto onorato di leggervi il telegramma che ci ha inviato. Giuseppe Corazzin fu apostolo del sindacato delle Leghe Bianche in una campagna, quella veneta, dove miserrime erano le condizioni contadine. La emancipazione dei lavoratori della terra fu l'impegno che lo spinse, sulla scorta dell'insegnamento di Giuseppe Toniolo, a dedicare a questa causa la sua vita, sino a divenire segretario della Federazione Nazionale dei Lavoratori Agricoli. Tra i leader del movimento cooperativo trovò morte precoce a 35 anni, dopo l'avvento del regime fascista, che aveva anche aggredito lui e la moglie, per la incrollabile difesa degli ideali democratici e di solidarietà sociale. Al convegno che ne fa memoria, nel centenario della sua scomparsa, invio il mio apprezzamento. Sergio Mattarella.
quello che ho appena letto basterebbe a spiegare il perché siamo qui, ma in questa iniziativa di oggi c'è molto, molto di più. La celebrazione del 100° di Giuseppe Corazzin è parte integrante di un progetto culturale e storico più ampio ed ambizioso, che la CISL Veneto, assieme ad altri partner sindacali e sociali, persegue da tempo, con l'obiettivo di mantenere viva la sua identità e quindi i suoi valori e i principi fondativi. Questo convegno è quindi ben lontano dal celebrazionismo formale e retorico. Non è nemmeno un semplice rendere onore, fatto questo certamente più che doveroso, al nostro passato e alla nostra storia. Nel rispetto dell'oggettività della storia, che dobbiamo raccontare ancora di più ed essere ancora di più orgogliosi, e della sua conoscenza, noi tutti, dal primo all'ultimo dirigente cislino, possiamo trovare strumenti di comprensione dei cambiamenti sociali ed economici in corso, ma anche di visione e di azione. In breve, dalla nostra storia possiamo trarre molto di più di cui abbiamo bisogno oggi per continuare ad operare per cambiare in meglio il mondo del lavoro e con esso l'intera società. A partire da ciò che 100 anni fa, e prima ancora i movimenti sindacali riformisti chiedevano a gran voce, a partire dal 1921 con il Lodo Bianchi, si stabiliva che i salariati potevano compartecipare ai capitali e agli utili, al controllo della contabilità e della conduzione dell'azienda. In altre parole, quella che nel 1947 i padri costituenti hanno scritto nella Magna Carta, all'articolo 46, come diritto dei lavoratori a partecipare alla gestione delle imprese. Abbiamo sempre detto che siamo un sindacato di persone per la persona lavoratore. È naturale conseguenza che la nostra storia deve essere ancorata ai suoi protagonisti, che siano di primo piano, quelli che vengono definiti come i padri, le madri fondatori, come Corazzin, ma anche ai suoi protagonisti meno conosciuti, ma che per questo non sono meno rilevanti. Si spiega così l'impegno a riscoprire, come abbiamo fatto negli ultimi anni, Tina Anselmi, Francesca Meneghin, Ferruccio Paro, e con loro la miriade di compartecipi della loro storia personale, delegate e delegati, attivisti, militanti cislini. Un impegno che ha dato proseguio, continuità alle pubblicazioni sulla nascita della CISL nei diversi territori e categorie del lavoro, sulle origini della contrattazione articolata e sulla storia del patronato INAS. Dobbiamo essere molto riconoscenti a tutti coloro che hanno contribuito nei diversi modi a costruire questo importante patrimonio di memoria storica, di nomi e di cognomi, di fatti grandi e piccoli, che rappresentano la CISL viva e reale. A questo proposito anticipo che parteciperemo con un nostro apporto originale alle ricorrenze di quelle che potremmo definire il triennio d'oro dell'Italia democratica, quello in cui si sono costruite le sue fondamenta repubblicane, e cioè gli 80° della Liberazione, il 1945, la Repubblica del voto alle donne 1946 e la Costituzione italiana 1947. Abbiamo infatti avviato, in collaborazione con le diverse fondazioni vicine alla CISL, a partire dalla Fondazione Giulio Pastore, il progetto editoriale Le origini antifasciste della CISL, con le biografie dei suoi precursori e fondatori. Non più tardi di 6 mesi fa, in occasione del congresso di Mogliano Veneto, congresso regionale, abbiamo ribadito che è fondamentale conoscere le nostre radici per comprendere, per generare, per costruire identità, coerenza d'azione, nuova spinta partecipativa. Abbiamo anche sottolineato che l'arrivo di Papa Leone XIV ci sprona verso un nuovo umanesimo del lavoro,
per la dignità di ogni essere umano che realizza la propria dimensione sociale e comunitaria attraverso il lavoro e il giusto salario. Era questa l'utopia che muoveva Giuseppe Corazzin e prima di lui Giuseppe Toniolo. Come ha magistralmente ricordato ieri Monsignor Michele Tommasi nel corso delle celebrazioni per la traslazione delle spoglie mortali di Corazzin nel suo paese natale ad Arcade. Una utopia che Pastore ha riseminato e coltivato negli anni difficili del secondo dopoguerra. Il testimone è ora passato a noi, che viviamo tra tante guerre la globalizzazione delle disuguaglianze. Per affrontarle dobbiamo prendere la determinazione, il coraggio e la loro ispirazione. Se mi è concesso, vorrei dedicare questo convegno a uno dei nostri dirigenti che più aveva maturato la convinzione che dobbiamo nutrirci della nostra storia. Mi riferisco a Maurizio Cecchetto, scomparso prematuramente 5 anni fa. Prima di dare avvio ai lavori del convegno voglio ringraziare il dottor Vicentin Mirko, in rappresentanza consigliere del Comune di Treviso, in rappresentanza del Comune di Treviso, il sindaco di Arcade Domenico Presti e il vice sindaco Alessio Trentin, anch'essi in rappresentanza delle loro comunità e presenti in sala. Ovviamente per via delle norme che regolano la campagna elettorale non possono intervenire, ma noi li accogliamo con un grande benvenuto e con un applauso. Io ho terminato l'introduzione, voglio solo salutare i nostri ospiti, i nostri illustri ospiti che oggi hanno accettato il nostro invito di partecipare a questo convegno e di dare il loro contributo. Francesco Ru, segretario generale della CIS di Belluno Treviso, Monsignor Mauro Moterlini, vicario del Vescovo di Treviso, poi daremo a tutti la parola, Antonio Corazzin, figlio di Carlo e fratello più giovane di Giuseppe, Onofrio Rota, i nostri relatori, professor Aldo Carrera, il professor Mauro Pitteri, ma a questo punto Andrea Cuccello, in rappresentanza della Segreteria Nazionale Confederale, doveva essere presente Daniela Fumarola, segretaria generale, ma per sopraggiunti impegni improrogabili non ha potuto essere presente, ma ha voluto dare il proprio contributo, il proprio saluto al nostro convegno con un contributo video che prego di trasmettere. Grazie e buon convegno. Bentrovati, grazie per aver organizzato questa bellissima iniziativa. Una giornata di memoria non passiva, ma viva, che non si limita a ricordare, ma ambisce a rafforzare le radici della nostra identità e del nostro presente. Perché fare memoria per noi significa rinnovare l'impegno e la responsabilità verso i valori che ci uniscono. Oggi ricordiamo Giuseppe Corazzin, a 100 anni dalla sua scomparsa. Un uomo che pur vivendo poco ha lasciato una traccia profonda nella storia sociale e civile del nostro paese. La sua non è solo una figura del passato, è una coscienza viva del nostro presente. Corazzin ci parla ancora perché la sua testimonianza incarna le radici più vere del sindacato libero e democratico. La dignità della persona, la libertà, la giustizia sociale. In un tempo di violenze, di povertà e disuguaglianze, egli scelse la via più difficile, quella del dialogo, della partecipazione, del coraggio civile. Lottò per i lavoratori senza cedere né al potere dei forti né all'odio dei fanatici e pagò un prezzo altissimo, ma non tradì mai la sua fede nell'uomo, nella comunità, nella libertà. Per noi della CISL Giuseppe Corazzin è un precursore. Lo è per il suo modo di intendere il sindacato come strumento di emancipazione, non di contrapposizione, come spazio di libertà e di responsabilità. Credeva nella partecipazione come forza generativa, nella persona come misura di ogni scelta, nello sviluppo integrale dell'uomo come orizzonte di giustizia e di pace.
Tutti valori che ritroviamo nella nostra identità, nei nostri principi costitutivi, nella nostra Costituzione. La sua vita ci ricorda che non basta rivendicare diritti e tutele. Bisogna affondare mani e gomiti nella concretezza. Occorre testimoniarli nella intelligenza e nella solidarietà della vita attiva, personale e collettiva. Ci ha insegnato che la libertà non è mai conquistata una volta per tutte, ma si difende ogni giorno e che il sindacato, se vuole restare fedele a se stesso, deve sempre tenere insieme autonomia e solidarietà, realismo e visione, coerenza e democrazia. Oggi, di fronte alle nuove forme di sfruttamento, alle guerre che devastano popoli e coscienze, alle disuguaglianze che feriscono la dignità del lavoro, l'esempio di Corazzin ci indica una strada chiara. Non c'è pace senza giustizia sociale, non c'è libertà senza autonomia e responsabilità. Il suo antifascismo non fu ideologico, ma fattuale e morale. La scelta netta di stare dalla parte della libertà contro ogni violenza e sopraffazione. È questo il lascito che ci interpella anche oggi, quando nuove paure a livello globale rischiano di chiudere i cuori e di dividere la società. Giuseppe Corazzin ci insegna che l'impegno sindacale è una forma alta di amore per la persona, che il lavoro non è solo fatica, ma via di realizzazione, di crescita, di speranza, e che la concordia vera si costruisce insieme nelle comunità, nei luoghi di lavoro, nella corresponsabilità. Per questo, ricordarlo oggi non significa voltarsi indietro, ma guardare avanti con la sua stessa fiducia. Fiducia nella democrazia, nella forza del dialogo, nella possibilità di cambiare la realtà attraverso la responsabilità di ciascuno. Il suo insegnamento più grande sta nell'aver incarnato nell'estrema coerenza un principio. La fede non è rifugio, ma un impegno verso la giustizia. Ecco qual è ancora oggi il nostro compito: custodire la fede nei nostri valori, non tradirli né infangarli mai, magari per calcolo personale o di convenienza. Avere invece il coraggio di trasformarli in azione tangibile, in speranza concreta, in progettualità che diventa buon lavoro, coesione, leale vita comunitaria e reale partecipazione al bene comune. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Grazie a Daniela Fumarola, la nostra segretaria generale, per il messaggio che ha voluto lasciarci per questo nostro convegno. A questo punto i saluti. Prima di iniziare a entrare nel convegno vero e proprio, lascio la parola a Francesco Ru, segretario generale CISL Belluno Treviso. Buongiorno, bentrovati e benvenuti a Treviso. Un caro saluto ai relatori, al nostro segretario nazionale Andrea Cuccello. Ma un ringraziamento particolare a tutti voi per essere oggi presenti a questo importante momento. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato per organizzare questa giornata, un importantissimo convegno, un giusto riconoscimento a Giuseppe Corazzin. Domani, 18 novembre, ricorrono 100 anni dalla sua morte. Tantissimi convegni, iniziative si susseguono in queste settimane in suo ricordo. I complimenti li voglio fare al Comune di Arcade, al Circolo Culturale Giuseppe Corazzin, sempre di Arcade, per il grandissimo lavoro che hanno fatto in questi mesi. Tantissimi convegni, una concreta testimonianza per ciò che è stato e ciò che rappresentano ancora oggi le idee, la visione di società di Giuseppe Corazzin. Il suo grande operato indirizzato alla difesa dei lavoratori più poveri, promuovendone la dignità e i diritti. Antifascista convinto, vero oppositore alle intimidazioni e alla violenza. Violenza fascista che lui stesso subì fisicamente, così come la moglie che perse il bambino che portava in grembo.
Giuseppe Corazzini è stato tanto, è stato giornalista, è stato fondatore e direttore di giornali, pubblico amministratore, politico di primo piano. Partecipò a Roma nel 1919 alla fondazione del Partito Popolare Italiano. Ma soprattutto guardo a casa nostra. Giuseppe Corazzini, sindacalista, è stato l'artefice, la guida del movimento sindacale cristiano nella nostra provincia, tra i fondatori delle leghe contadine bianche, di cui divenne poi presidente, spendendosi poi per l'avvio del movimento sindacale a livello nazionale. Partecipe nel 1918 alla fondazione della CIL, la Confederazione Italiana dei Lavoratori, sindacato di ispirazione cristiana, predecessore storico della nostra CISL. Mi piace ricordare nella sua opera da sindacalista quella visione che lo portò a organizzare le masse contadine per l'abolizione della mezzadria, che lo portò a raggiungere, dopo dure lotte, scontri, arresti, significanti risultati, come la lunga durata degli affitti e il principio della giusta causa nella risoluzione dei contratti. Permettetemi in questo breve intervento di sottolineare due aspetti. Il primo: Giuseppe Corazzini è morto giovanissimo, all'età di 35 anni. Senz'altro una vita non facile, in un periodo storico altrettanto non facile. Eppure ha vissuto una vita intensa, impegnandosi per aiutare i più deboli, per il bene comune, raggiungendo grandi traguardi, seminando una visione di società giusta, libera e solidale, a certificare la straordinarietà della persona. Impressiona la grandezza, la concretezza, la forza messa in campo da quest'uomo nelle battaglie intraprese. Operò in tutta la sua vita per rendere viva la dottrina sociale della Chiesa, la capacità con cui prese i fondamenti della Rerum Novarum, credendoci davvero e trasformandoli in percorsi di crescita, in benefici per i lavoratori più fragili e veramente straordinari. Secondo aspetto: tutti noi nel nostro lavoro quotidiano portiamo avanti idee, proposte in rappresentanza dei lavoratori e dei pensionati, creando benessere. Attraverso la tutela dei diritti e la negoziazione di migliori condizioni contrattuali e di lavoro, operiamo per la realizzazione di una società più giusta, più equa. Questo nostro lavoro quotidiano, in linea con i suoi insegnamenti, fa sì che Giuseppe Corazzini non sia morto per sempre. Le sue idee, la sua volontà di aiutare gli ultimi, il suo senso di giustizia vivono attraverso il nostro agire quotidiano. Convinto di questo, il gruppo dirigente della CISL di Belluno e Treviso ha dedicato nel 2024 a Giuseppe Corazzini la nuova principale sede sindacale. Abbiamo scelto una sua frase che campeggia nel salone della sede, che recita: lottammo e lotteremo sempre per un avvenire di giustizia, di libertà, di carità. Grazie. Grazie Francesco Orru, segretario generale della CISL di Belluno Treviso. Chiedo di portare un saluto a Monsignor Mauro Motterlini, che è vicario del Vescovo di Treviso, in rappresentanza quindi di Sua Eccellenza, che oggi per altri impegni non ha potuto esserci. Quindi ringrazio per la presenza. A lei la parola e il saluto. Buongiorno a tutti, porto appunto il saluto del nostro Vescovo, Monsignor Michele Tommasi, che è impegnato, perché Ubi Maior, ad Assisi inizierà tra qualche ora la 81esima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani, che sarà conclusa giovedì con la presenza del Papa Leone XIV. Quindi il saluto del nostro Vescovo con il suo compiacimento, che già ha avuto modo largamente di esprimere ieri nella bellissima celebrazione e giornata trascorsa ad Arcade, per questa iniziativa. Io sono nato a pochi chilometri da Arcade, Nervesa della battaglia, perché anche lì sono terre dove siamo abituati a combattere, cioè, come diceva l'ultima citazione di Corazzini, siamo chiamati proprio davvero a lottare, perché la vita è responsabilità ed impegno, anche se anagraficamente la sua di Giuseppe Corazzini fu breve rispetto a quella che è la media comune oggi, dobbiamo dire che davvero la qualità permane.
Quindi il mio e anche personale augurio della diocesi e dell'ufficio di pastorale sociale, oltre che del vescovo Tommasi, è grazie per questa iniziativa, un buon lavoro e mantenete accesa questa luce che Giuseppe Corazzin ha avuto la libertà e il coraggio di accendere. Vi auguro davvero un buon cammino. Grazie. Grazie, Monsignor Moterlini. L'ultimo saluto, ma non ultimo, perché poi viene dalla famiglia, Antonio Corazzin, figlio di Carlo, il fratello più giovane di Giuseppe, di cui ha seguito le orme con il suo impegno politico e sociale. È stato, tra l'altro, sindaco di Vicenza, consigliere e segretario del Consiglio regionale del Veneto, assessore della Regione Veneto in materie che ci sono molto care, la formazione professionale, il diritto allo studio e l'informatica. Grazie per essere qui, a lei. Grazie. La mia è un brevissimo saluto, un ringraziamento per la vostra presenza, ma soprattutto vorrei riassumere brevemente il significato di queste giornate dedicate alla figura di Giuseppe Corazzin. Ieri il Comune di Arcade, il Circolo Culturale Giuseppe Corazzin di Arcade, la popolazione di Arcade, la festa del ringraziamento dei coltivatori diretti che ha affollato la città di Arcade. Domani si concluderà con la presenza degli studenti delle scuole medie intorno alla casa in cui Giuseppe Corazzin è nato con i suoi 4 fratelli. Oggi questo incontro importante di approfondimento da una fonte autorevole come quella della CISL. Mi pongo solo una domanda che mi sono già rivolto. Ma chi è Giuseppe Corazzin? È un premio Nobel? È una medaglia d'oro all'atletica? È uno star della cultura? Come si fa dopo 100 anni una persona di 35 anni ancora essere ricordata? Si ricorda un monumento, una tomba o che cosa? Ecco allora l'attualità che ritorna di una testimonianza in tempi difficili, come sono anche questi, in una certa coerenza. Ma allora qual è il messaggio? È quella a un monumento, a un fatto storico, a una storia o a un insegnamento che vale anche oggi? Io penso che sia legato anche a un insegnamento che vale anche oggi. In conclusione, qual è? Far sì che la comunità sia fatta di cittadini e non di sudditi. Grazie. Antonio Corazzin, con queste parole, con questo invito e monito, direi che possiamo, quindi bene augurante, anche iniziare quindi i lavori veri e propri del convegno, con l'introduzione, con il primo intervento di Onofrio Rota, segretario generale FAICIS nazionale, che è rappresentante principale del movimento sindacale di categoria a cui appartiene Giuseppe Corazzin, quello dei lavoratori agrari. Onofrio è nato sindacalmente a Treviso ed è stato segretario della CIS del Veneto. A lui il compito di focalizzare la responsabilità di una così importante eredità e il significato dell'impegno di Corazzin per la categoria che rappresenta. Grazie Onofrio. Grazie Massimiliano per la bella presentazione. Un saluto a tutte le autorità presenti, a tutte le lavoratrici e i lavoratori. Il 18 novembre, proprio domani, di 100 anni fa, moriva qui a Treviso a soli 35 anni Giuseppe Corazzin. Aveva probabilmente trascurato i sintomi di una appendicite, impegnato com'era a correre su e giù tra Roma e Treviso per mandare avanti il suo ultimo progetto di cooperazione, il trasferimento dei contadini dalla Marca nell'Agro romano, dove aveva acquistato la terra grazie a un prestito della Cassa di risparmio. Le cooperative erano decollate e allora si trovava e stava organizzando il ricongiungimento delle famiglie rimaste in Veneto. Inoltre, l'anno precedente una squadraccia di camicie nere lo aveva aggredito mentre rincasava con sua moglie Emilia Calderino, una ragazza emiliana,
I fascisti si accanirono così tanto nel bastonarli che, come diceva prima, lei perse il figlio che aveva in grembo e lui, già claudicante per una ferita di guerra, ne risentì non poco. Ai suoi funerali, pochi giorni dopo, parteciparono molti, sfidando il regime. Arrivarono tantissimi messaggi di condoglianze dai vertici ecclesiastici, da personalità del calibro di De Gasperi, Sturzo, Gronchi, Grandi, dalle associazioni combattentistiche e da quelle del mondo cattolico, dalle redazioni di decine di giornali. Già questa piccola fotografia della fine di Corazzin è sufficiente per comprendere perché in realtà la sua figura è più viva che mai e perché dunque vale la pena omaggiare questo centenario. Per dare il giusto valore a un grande attivista sindacale del primo Novecento, giornalista, tra i fondatori del Partito Popolare, un visionario che nel solco del pensiero proprio di Toniolo, di Giuseppe Toniolo, contribuì a quelle radici che portarono nel 1950 alla costituzione della CISL. Chi è Giuseppe per noi Beppi Corazzin? Oggi possiamo dire che è stato a tutti gli effetti il precursore della federazione, la nostra federazione, il sindacato dei lavoratori agricoli. Ne fu un precursore a tutto tondo, ideatore, promotore, militante, attivista in Veneto, ma anche a Modena, in Lombardia, grande organizzatore di leghe contadine, contrattualista, dirigente sia locale che nazionale. Nel 1917 fu segretario nazionale dei lavoratori agricoli e dell'anno seguente, fino al 1920, fu componente della segreteria nazionale della CIL, la Confederazione Italiana dei Lavoratori. Fu soprattutto un vero leader riconosciuto, amato dai mezzadri, braccianti, piccoli coltivatori. Come è citato nella sua biografia che abbiamo pubblicato insieme alla CISL del Veneto, dunque la sua parola e dovunque la sua parola era ascoltatissima. Corazzin partecipò in prima persona ai grandi avvenimenti della storia regionale e nazionale del suo tempo, quando i conflitti nelle campagne avevano preso la forma della rivolta sociale, sull'onda dei socialisti rivoluzionari sostenuti dai sindacati cosiddetti rossi. L'idea coltivata da Corazzin e dagli altri attivisti sociali era ben diversa. Ai lavoratori non si proponeva la collettivizzazione dei beni e il potere dei soviet, in sostanza ad un unico partito, ma un radicale cambiamento dei rapporti tra lavoro e capitale a favore del primo, un'equa ripartizione dei profitti del lavoro, la conquista dei diritti sociali e il loro riconoscimento da parte dello Stato. Nelle lotte sindacali le differenze tra questi obiettivi erano nette. Da una parte la riduzione di tutti i lavoratori della terra braccianti, assalariati pronti alla rivoluzione, dall'altra lo sviluppo della conduzione coltivatrice con un fitto a denaro, primo passo per giungere alla proprietà coltivatrice, così da pacificare le campagne e giungere infine al sistema cooperativistico. Obiettivo questo che riguardava anche i salariati, passando per un aumento della paga giornaliera e la frammentazione dei poderi più grandi a loro favore. Lo stesso Presidente della Repubblica, Mattarella, lo ha ben sottolineato di recente in uno dei suoi discorsi, quando ha ricordato che la Repubblica nasce rigettando l'idea di un'agricoltura forzata a scegliere tra latifondo o modello sovietico di carattere collettivistico colcosiano, mettendo fine ad una concezione dei lavoratori del settore agricolo come destinatari ad un futuro meno fortunato di quelli degli altri ambiti.
Inoltre, con gli articoli 44 e 47 della Costituzione, la Repubblica prende atto dell'ispirazione secolare a dare la terra a chi la lavora. Non a caso, titolo di una pubblicazione che, come Fai CISL e Terra Viva, grazie anche al contributo del professor Mauro Pitteri, abbiamo dato luce, fatto un pezzo importante della storica emancipazione della mezzadria, e mi è piaciuto prima il ricordo rivolto a Ferruccio Paro, che ne fu grande protagonista. Come sappiamo, la reazione dei grandi proprietari terrieri a questo movimento sindacale fu quello di sostenere e finanziare il fascismo, che appena assunti i pieni poteri cancellò in poco tempo, con la violenza prima privata e poi di Stato, ogni libertà sindacale e tutte le conquiste contrattuali. Ma le idee di Corazzin e degli altri fondatori e dirigenti dei cosiddetti bianchi non morirono, anche perché i problemi nelle campagne erano rimasti quelli. Così sarà proprio Giulio Pastore, immediatamente dopo la costituzione della CISL, a porre il tema della centralità dell'organizzazione del libero sindacato in agricoltura. Gli obiettivi dell'azione sindacale nelle campagne rimase sempre quella elaborazione di Corazzin. Se al centro dell'azione sindacale doveva esserci la persona lavoratrice, nella campagna al centro rimaneva chi lavorava la terra, chi fosse mezzadro o salariato. Oggi possiamo quindi dire che l'azione di Corazzin, nonostante le guerre, la dittatura fascista, ha avuto un seguito che è stato portata a compimento proprio grazie a quei sindacalisti di ispirazione cattolica e laico-riformisti che diedero vita alla CISL, autonoma, aconfessionale, fiduciosi nella democrazia, nella centralità della persona, nell'organizzazione, nell'emancipazione delle classi popolari. Una vicenda che consentì di superare la mezzadria e la colonia e di ispirare le tante battaglie per la dignità dei salariati e braccianti che ancora oggi caratterizzano il nostro operato. Infatti, se con le battaglie avviate dalla CISL di Corazzin, riprese da Giulio Pastore con la CISL e concluse vittoriosamente con la CISL di Macario, è stato superato il sistema di servitù feudale che dominava i rapporti sociali e contrattuali in agricoltura, ma rimane ancora molto da fare per la piena dignità del lavoro salariato nelle campagne. Pensiamo alla cancellazione del caporalato, alla cancellazione dei ghetti, a chi rifiuta i soldi del PNRR per dare delle giuste alloggi agli immigrati. Pensiamo alla mancata inclusione dei tanti lavoratori immigrati che trainano il 9% del prodotto interno lordo in Italia e che rappresentano nel nostro settore dell'agricoltura italiana il 32% della manodopera e contribuiscono al nostro Made in Italy italiano. Per questo l'esempio di Giuseppe Corazzin, e c'è a 100 anni dalla sua precoce scomparsa, deve essere per ognuno di noi, delegato, dirigente, un punto forte di riferimento. Anche oggi, come allora, servirono impegno, perseveranza, fiducia nella nostra missione, che, come diceva Corazzin, è quella di organizzare e rappresentare tutte le classi produttrici con preferenza per le più deboli e laboriose. In questo suo cristianesimo sociale c'è tanto nelle nostre origini, c'è tanto nel nostro impegno attuale, un impegno che abbiamo vissuto con grande emozione la scorsa settimana quando abbiamo voluto consegnare a Papa Francesco la pianta venuta da Gerusalemme che oggi è in via D'Amelio
a ricordare Paolo Borsellino e la nostra staffetta della legalità, che ha portato sempre quella pianta da Gerusalemme al Papa Francesco, prima l'altro giorno a Papa Leone e prima a Papa Francesco, come simbolo potente, potentissimo di una lotta per la giustizia, la legalità, il bene comune che nessuna mafia potrà mai estirpare. Un modo per ribadire il ruolo del nostro sindacato come presidio di solidarietà e riscatto sociale, oggi come allora. Grazie. Grazie Onofrio per l'introduzione e anche i riferimenti all'impegno quotidiano che ogni cislino e ogni cislina, ognuno di noi deve realizzare. Bene, allora direi che a questo punto è la volta dei professori che ci hanno onorato della loro presenza. Il primo relatore, il professor Aldo Carrera, lo presento velocemente, è qui nella sua veste di presidente della Fondazione Giulio Pastore. Ha insegnato storia economica del lavoro e delle relazioni industriali alla Cattolica di Milano, in altre università come Trieste e la San Pio V di Roma. Tra poco saranno passati 50 anni da quando ha iniziato a collaborare con la CISL. È stato di recente in Veneto come relatore ad un convegno su Giuseppe Toniolo e prima ancora per la presentazione del libro di Mauro Pitteri, proprio quella che citava prima Onofrio, La terra a chi lavora. La sua relazione porta un titolo già di per sé affascinante: Giuseppe Corazzin, magnifici principi e azioni coraggiose. Io direi che a questo punto non ci resta che ascoltarlo. Grazie. Grazie. Grazie Massimiliano Paglini. Faccio un piccolo aggiustamento. Io non ho cominciato quasi 50 anni fa a collaborare con la CIS, ma con la FISB, cioè con l'Organizzazione dei Lavoratori Agricoli, che ora si chiama FAI. Porto il saluto e anche il ringraziamento di questa giornata da parte del professor Andrea Locatelli, che è direttore dell'Archivio Romani in Cattolica, con cui ci siamo dati da fare per l'appello al Presidente della Repubblica. E qui mi viene da ringraziare Roberto Soncin per l'impegno che ha dedicato. In questa dinamica dell'appello al Presidente della Repubblica, sì, c'è il risultato conseguito, ma c'è un'altra cosa, che un centinaio di studiosi e di persone rilevanti all'interno della cultura del movimento cattolico adesso sanno chi era Giuseppe Corazzin, perché non era una figura particolarmente nota, neanche tra gli studiosi. E questo mi richiama l'importanza, c'è una giunzione tra quello che è stato detto nell'introduzione da parte di Massimiliano Paglini e Daniela Fumarola, quel richiamo alla memoria, però con una precisazione: in entrambi i casi il richiamo alla memoria non è il richiamo a una narrazione della memoria, qualcosa che di volta in volta può cambiare, è un richiamo ai fatti della storia, ai protagonisti della storia, a quelli che hanno inciso sulla storia, perché purtroppo nei nostri tempi anche la storia viene strumentalizzata. No, qui c'è l'idea di iniziative culturali che hanno in mente la valorizzazione delle carte, del mestiere, dello storico, ma dello storico che dialoga con l'oggi, che studiando il passato si fa carico di responsabilità civili, Ecco, allora, in questo senso, il mio intervento va nella direzione di trovare in Giuseppe Corazzin un grande protagonista dei fatti che hanno contribuito a cambiare la storia del nostro paese. Sembra, come dire, fuori scala? No, rileggiamo un po' la biografia di Giuseppe Corazzin, c'è già stata tracciata dagli interventi precedenti. E io voglio riprendere in questa chiave, no? Che è quella dell'evidenziare l'importanza di Giuseppe Corazzin rispetto alla storia del sindacato e del mondo agricolo del nostro paese più in generale. Magnifici principi. Sì, questo titolo, Magnifici principi, azioni coraggiose, l'avete sentito evocare da
Onofrio Rota poco fa. Magnifici principi non me la sono inventata io. Magnifici principi è una formula utilizzata da Giulio Pastore nel discorso fondativo della CISL. Quei magnifici principi identificavano una base valoriale, diciamo l'energia sorgiva della CISL. E qui purtroppo c'è anche una letteratura che è venuta avanti da qualche anno che dice che la CISL è nata quel giorno lì. No, la CISL è nata da un percorso, da un sistema di valori che aveva una sua storia, e di quella storia Corazzin è stato un protagonista, perché in quella storia l'energia sorgiva erano le istanze della giustizia sociale, la libertà e la realizzazione della persona, il perseguimento del bene comune. Allora c'era una dimensione di radicamento in questi valori, ma c'era anche una dimensione di radicamento nelle esperienze delle persone che con coraggio si sono fatte interpreti a fine 800 e inizio 900 di questi valori, assumendosi inaudite responsabilità, formidabili responsabilità. Anche se quasi io stesso mi sono trovato, così dire, in un momento ci ho pensato, quando ho letto le date di nascita, perché anche per me Corazzin era una figura di una generazione del passato. Dopodiché vai a rileggere le date di nascita e viene fuori che la generazione di Corazzin era la stessa, di Achille Grandi, solo di pochi anni più anziano. La figura di Grandi è alle spalle di Pastore quando viene fondata la CISL, ma anche di Giulio Pastore, di poco più giovane. Ecco, questa generazione merita di nuovo di essere studiata in quanto tale, anche solo per il segmento percorso dalla breve vita di Corazzin. E dunque un percorso molto interessante e molto importante, il percorso di un grande tessitore di rapporti, a livello locale, a livello regionale, a livello nazionale, in modo tale da consentire di valorizzare gli obiettivi di un'azione che partiva da un sistema di valori e arrivava a incidere sulla concretezza della vita delle persone. E che posso dire, insomma, di una figura estremamente ricca? Non nego la grande attesa che ho per il volume di Mauro Pitteri, che da come lo conosco certamente ci dirà tutto quello che le fonti consentono sulla figura di Corazzin. Che posso dire io? Beh, una sottolineatura, che i cattolici a inizio Novecento erano certamente, dal punto di vista dei numeri, poco rilevanti rispetto al grande movimento socialista, ma se si va a vedere la solidità del pensiero e dell'azione, quella solidità di pensiero e dell'azione è andata avanti nel tempo e merita ancora oggi di essere oggetto di riflessione e di attualizzazione quando altri hanno cambiato i percorsi, le identità. E questo elemento di continuità si regge su un cemento di azioni sindacali che non si fondava sull'ideologia, ma si fondava su dei valori profondi, su una concezione generale della società, su un modo di intendere i diritti civili e i diritti economici, sul ruolo anche della persona umana intesa anche nella sua dimensione religiosa, perché molte volte si parla di persona attribuendo solo una dimensione civile, di cittadinanza. Qui no, qui siamo su un altro piano, che è anche il piano che coincide e interpreta quel passaggio dottrinale formidabile che è stata la Rerum Novarum, che certamente aveva ancora in sé un po' dell'Ottocento quando pensava alle unioni miste di operai e di datori di lavoro, ma quello non era nella pratica degli organizzatori sindacali come Corazzin. Nella loro pratica le leghe sono sempre state leghe pure, organizzate e identificate solo dagli interessi dei lavoratori. Queste cose le aveva benissimo in mente Achille Grandi, e aveva bene in mente Grandi quando riconosceva nella Rerum Novarum nel 1901 che questa enciclica aveva destato tra i cattolici un fremito,
un entusiasmo di anime ardenti e studiose, anche questa idea dello studiare, che fa parte della cultura di questa organizzazione, fa parte ancora della cultura della CISL. E dopo questo fremito di entusiasmo e di studio, scendere dal campo teorico al campo pratico, perché questo è quello che coincide, il realismo e la concretezza dell'azione, che dalla Rerum Novarum ha trovato le motivazioni. Anche in aree come queste terre trevisane e venete, in cui le forze conservatrici erano molto forti, perché il contrasto era evidente rispetto alla nascita di forti unioni sindacali, perché c'era ancora una società testardamente ancorata al movimento intransigente, che proprio in Veneto aveva uno dei suoi punti di maggior resistenza. E pensare questo vuol dire anche rivalutare Corazzin per la sua capacità di agire da sindacalista, rimanendo sempre fedele comunque al suo vescovo. E questo era possibile perché? Perché il temperamento di Corazzin era il temperamento di chi era cresciuto sin da 15 anni all'interno del movimento cattolico, ma non, diciamo, con un accostamento dal punto di vista di dottrina, di valori, ma entrando nel merito, nella conoscenza diretta delle situazioni dei lavoratori. Quando c'erano i raduni di Plaga, in cui dimostrava di essere un oratore nato, pieno di foga, ma anche pieno di contenuto. Piero Mozzato, che ha scritto in una sua bella tesi del 1954 con relatore, uno studioso autorevole di queste realtà, Silvio Tramontini, scriveva che Corazzin nelle lunghe serate d'inverno colloquiava con i lavoratori della terra, e lui, che era nato come tecnico agrario, che poteva avere anche un accostamento ai problemi sociali freddo e distaccato, invece in quelle sere d'inverno aveva capito, cito, aveva intuito che non è la ruggine del frumento o l'oidio della vite, cose che conosceva bene come tecnico agrario, che rendono misere queste genti. Non è una questione di povertà materiale, è la ruggine del cuore e l'odio che cova nell'animo degli sfruttati, perché ignoranti e senza organizzazione. Ed è qui la necessità di apostolato sociale. E la gente lo segue perché sente vibrare un'anima che non teme, che non, come dire, carica di coraggio. Parlavo nel mio titolo di coraggio. Durante i comizi per le elezioni provinciali del giugno del 1914, per 3 volte viene buttato giù dal palco e per 3 volte risale sul palco. Ecco, queste sono le azioni che hanno consentito al sindacalismo cattolico di diffondersi in queste terre, ma di guadagnare dignità anche a livello nazionale. E nel territorio voleva dire mettersi in posizione di sfida rispetto a una tradizione di tipo di cultura assistenziale propria del movimento cattolico, ma anche con le forme più moderne di intervento sociale cattolico, quello che poteva essere portato avanti in pieno benemerito dalle casse rurali o dalle assicurazioni sul bestiame, ma quando il conflitto viene avanti, quando il conflitto tra datori di lavoro e lavoratori dimostra che l'avidità dei padroni è sempre più forte e crea sempre più miseria e più disagio, allora in quei contesti occorre il sindacato, occorre l'azione sindacale. Ecco la fondazione del Sindacato Veneto Lavoratori della Terra nel 1910 a Cittadella, con la capacità di unire tutte le figure dei lavoratori dei campi, i fittavoli, i mezzadri, i piccoli proprietari, ma anche i coloni, ma anche tutte le tipologie di coloni, ma anche i braccianti, e di unire le 3 diocesi, Vicenza, Treviso, Padova, perché creare relazioni
è stata una delle grandi doti di Corazzin. Voglio richiamare, mentre le bandiere bianche crescevano, nel 14, il 21 aprile 1914, anche il vescovo di Treviso benedice le bandiere del sindacato. Ho una lunga citazione che evito, ma sto al punto sostanziale. Il sindacato serve per l'elevazione economica e morale dei lavoratori, serve per il miglioramento, per il miglioramento materiale, serve per creare armonia nell'obbedienza delle sapienti direttive della Chiesa. Dunque la questione della confessionalità, chiedo scusa. Bello parlare dal pulpito, ma neanche un bicchiere d'acqua sotto mano. Ecco, dopo aver sentito il vescovo che evocava questo rapporto con la gerarchia, Corazzin non entra nel merito della questione, ma individua la sostanza dell'esperienza sindacale. Il sindacato, dice, mentre si può parlare anche di corporazioni, il sindacato è una parola discussa e spesso fraintesa. Non facciamo questioni di parole noi, è il programma che vale. È quello che riusciamo a fare per migliorare le condizioni dei lavoratori. E qui ci sarebbero tante cose da ricordare, tanti passaggi da ricordare da questo punto di vista. Però un passaggio vorrei sottolineare, l'impegno per la costituzione di questa persona così vicina alle esperienze del suo territorio, che passa poi anche attraverso un'esperienza a Milano, quella della costituzione nel settembre del 1918 della CIL, della Confederazione Italiana dei Lavoratori. E lì c'era, viene scritto nei documenti della CIL, con Valente, che è stato uno dei fondatori con Grandi e con Corazzin. Nei documenti si parlava di un movimento sindacale cristiano, ma anche di un metodo sindacale cristiano. E quel metodo era fondato su valori morali, la centralità della persona, sull'associazione volontaria, fondata sui diritti inalienabili della persona e sulla libertà. Pochi o nessuno ricordano che il pontefice della Rerum Novarum, qualche anno prima, nel 1888, ha emanato un'enciclica il cui titolo, il cui nome era Libertas, in nome del nobilissimo dono dell'uomo, quello di essere libero. E questo spiega anche come si è arrivati poi alla Rerum Novarum. La questione, due spunti sulla questione del confessionalismo, è quello di rapportare l'iniziativa sindacale alla dottrina della Chiesa. E qui vale il sostegno teorico, ma anche culturale e anche pratico di un illustre protagonista di queste terre di fine Ottocento e inizio Novecento, Giuseppe Tognolo, quando diceva: il sindacato deve aiutare a educare cristianamente il popolo, però la confessionalità non è un principio sistematico, dice Tognolo. E quando si parla di rendere obbligatorie le pratiche religiose, Tognolo obietta, cito, manco per sogno. Gli esempi di tutta Europa attestano che solo allora che sono libere, sono accettate e fruttuose, le organizzazioni sindacali possono incidere nella realtà delle cose e non ha senso precludere in nome della confessionalità la via della conversione a qualsiasi, e cito, addetto alla Camera socialista che volesse iscriversi all'Unione Cattolica. Dunque, questi elementi sono formidabili di continuità rispetto alle matrici anche della CIS. E qui vale anche un discorso, ma vado solo al cuore di una questione che si potrebbe spiegare con diverse citazioni, all'autonomia anche della politica. Autonomia allora dunque dalla Chiesa dal punto di vista della gerarchia, autonomia anche dalla dimensione politica, nasce il Partito Popolare, ma proprio le posizioni della sezione trevigiana
che riflette nel 1919, dopo la nascita del Partito Popolare, sui rapporti tra politica, sindacato e dimensione religiosa, ecco, l'idea forte della indipendenza del sindacato, e di quell'indipendenza del sindacato Corazzini si fa portatore al congresso al primo congresso del Partito Popolare, ma anche a livello internazionale, quando viene costituita la Confederazione Internazionale Cristiana. Insomma, si potrebbero fare tanti passaggi. Uno, avviandomi verso la conclusione. Innanzitutto, queste azioni nel territorio, in queste terre, la nascita della CIL a livello nazionale, hanno contribuito in modo decisivo al rientro dei cattolici come realtà collettiva organizzata nella vita politica e nelle istituzioni del Paese. Un percorso segnato dall'elezione dei cattolici deputati, dall'inserimento di Meda nel governo Boselli nel 1916, dalla fondazione del Partito Popolare nel 1919, dalla costituzione della Confederazione delle Cooperative dal 1920 e, se volete, un po' per campanilismo, anche dalla nascita dell'Università Cattolica. Anche se, a dire il vero, Corazzini ha avuto, come dire, da distinguere la propria posizione in nome dell'autonomia da quello del fondatore della Cattolica, Agostino Gemelli. Ecco, quello che contava alla fine era il radicamento nelle terre, la capacità di rispondere alle varie tipologie di lavoratori, dagli affittuari ai mezzadri, ai salariati avventizi, sempre avendo per obiettivo l'elevazione economica e morale di tutti i salariati e di tutti i lavoratori dei campi e dei lavoratori agricoli, dei lavoratori tessili in particolare, in un settore dove la presenza femminile rendeva molto debole la capacità di difesa dei lavoratori. Poi ci sarebbero tante pagine da rileggere quando si vede il successo, come dire, la capacità di trascinamento delle folle da parte di Corazzini, soprattutto negli anni più difficili, nel 19, nel 20, quelle che chiamavano le giornate bianche, quando Corazzini avanzava a piedi in processioni interminabili, con la banda, con archi di verde, ma da questa capacità potente di mobilitare le folle, non si traduceva, quando poi Corazzini parlava, nello scatenamento delle folle anche dal punto di vista delle tensioni negative, ma sempre cercando soluzioni possibili e credibili alle loro esigenze. Chiudo. Quell'ordine sociale cristiano che aveva in mente Giuseppe Tognolo si può strutturare, parlando di sindacato, su tanti punti forti. L'autorità che dipende dalla centralità della persona umana, l'autorità che deriva dal sindacato, che è associazione, che ha in mente la centralità della persona umana, che ha in mente la ragione, e la ragione serve per capire la realtà delle cose e le potenzialità per cambiare le cose per quel che sono. E poi l'ordine della conoscenza, l'ho citato prima, un pensiero in costante formazione, ma tutto si riporta all'ordine centrale, che è l'ordine della fede. E Corazzini ha vissuto un profondo sentimento di solidarietà cristiana, ispirata da alti ideali, come percorso individuale, ma anche come percorso collettivo, per far crescere tra i lavoratori la virtù cristiana della giustizia sociale. E in una società come quella attuale, tragicamente disordinata, Corazzini chiama tutti ad assumersi coraggiosamente responsabilità individuali e collettive che, come insegna Sant'Agostino, non si iscrivono nella dimensione del potere, ma in quella del servizio. Grazie.
Grazie professor Carrera, un contributo importantissimo, soprattutto per quello che riguarda l'opera di Corazzini, che è oggi di grande attualità. Io mi sono sommessamente appuntato 2 passaggi, quelle lunghe sere d'inverno in cui colloquiava con i lavoratori. Cioè, non esiste un'azione sindacale se non c'è un rapporto continuo e costante con i lavoratori, e non questioni di parole, ma è il programma che vale. Credo che per questi tempi difficili che viviamo sia fondamentale ricordarci quello che è il messaggio attuale di Giuseppe Corazzini. A questo punto la parola al professor Mauro Pitteri, è uno storico conosciuto ed apprezzato da tutti noi cislini del Veneto e non solo dai cislini. Come dicevo nella presentazione prima, le sue pubblicazioni ci stanno accompagnando da anni nella riscoperta delle nostre radici. Su Giuseppe Corazzini ha già scritto, in collaborazione con il professor Pieraugusto De Pin, che è in sala e lo saluto, per la CISL Veneto e la FAI CISL, una prima biografia che ha trovato ampia diffusione nei nostri congressi. Qui ci anticiperà alcuni aspetti del volume sostanzioso, corposo, che Agrilavoro Edizioni darà alle stampe nei prossimi giorni. È il risultato di un'approfondita ricerca su Corazzini, sindacalista cristiano, realizzata appunto per la Fondazione FAI CISL Studi e Ricerche. La sua relazione è dedicata a Giuseppe Corazzini e le libertà sindacali, e da qui credo che meriti tutta la nostra adesione e la nostra attenzione. Grazie professor Mauro Pitteri. No, devo ringraziare la CISL Veneto, Onofrio, per l'opportunità che mi hanno dato di studiare questi caposaldi, chiamiamoli così, dell'azione sindacale veneta. Cioè, delusione, non parlo del libro perché colpa mia, sono in ritardo con la correzione delle bozze, perché questo libro mi è cresciuto tra le mani, grazie anche all'opera di tanti studiosi che mi hanno preceduto, che ho dovuto doverosamente consultare. Uno lo voglio ringraziare, lo abbiamo qui in sala, che è Ivano Sartor, e i suoi lavori sono certamente fondamentali per chi voglia fare storia trevigiana, ma non solo trevigiana, e del movimento cattolico trevigiano. E niente, però comunque dopo vi daremo un estratto con i primi 3 capitoli del libro, e poi alla seconda puntata, prometto, prima di Natale. Quindi non vi parlo del libro, e il titolo, vi voglio parlare di 2 articoli che Corazzini ha scritto su l'Idea, il settimanale che lui ha fondato per portare avanti a regime fascista già instaurato. Siamo a cavallo del delitto Matteotti, tanto per fare una precisazione temporale, e l'Idea era il giornale in cui portava avanti la sua attività, ma che doveva già subire in buona parte la censura, perché una delle prime leggi autoritarie, non ancora totalitarie ma autoritarie, dava ai prefetti il compito di controllare la stampa e di verificare se nella stampa ci potessero essere contenuti atti a sovvertire l'ordine pubblico. E quindi questo giornale, che lui dirigeva e di cui era uno dei principali anche redattori, tentava di tenere viva la fiamma di questa idealità del movimento cattolico che il fascismo stava cercando di soffocare. Sono gli anni in cui Sturzo è costretto all'esilio, il Partito Popolare è visto come l'unico, e questa anche la CIL, come l'unico, i soli baluardi che avrebbero potuto contrastare l'avanzata del fascismo. Non è un caso se i fascisti, dopo aver eliminato abbastanza velocemente le leghe rosse, cominciano a perseguire le leghe bianche, perché le leghe bianche sono quelle inattaccabili dal punto di vista ideologico, tant'è che i fascisti prenderanno molte delle idee delle leghe bianche, come per esempio la magistratura del lavoro, come per esempio questo ideale cooperativo e cooperativistico, ma soprattutto per i fascisti corporativo, della collaborazione fra lavoro e capitale. E quindi questo però, da un lato, permette ai fascisti di porsi come loro interlocutori di fronte alle gerarchie ecclesiastiche, privilegiato
Mussolini sta abilmente giocando la carta della questione romana e del riconoscimento dello Stato della Chiesa e dei patti lateranensi che poi verranno nel 27. Ma deve eliminare il Partito Popolare, deve eliminare le rappresentanze sindacali cristiane. Ed è questo il motivo per cui saranno particolarmente violente le repressioni nei confronti dei sindacalisti bianchi, per certi versi, ma soprattutto a Treviso, ancora di più rispetto ai sindacalisti rossi. Ecco, questo è il contesto in cui scrive questi due articoli e dal punto di vista delle relazioni industriali questi articoli sono stati scritti poche settimane prima della sua morte, nell'ottobre del 1925. Ricordo che il 2 ottobre c'è stato l'accordo di Palazzo Vidoni, in cui gli industriali, in cambio di vantaggi che il regime loro dava, si impegnavano a riconoscere le trattative solo con i sindacati fascisti. Ora erano ancora in vigore molti contratti fatti da grandi, per esempio i tessili. Improvvisamente tutti questi lavoratori bianchi, se volevano continuare a usufruire del loro contratto, dovevano iscriversi al sindacato fascista, altrimenti perdevano il diritto a quel contratto di lavoro. E gli industriali su questo cedono. Confagricoltura aveva fatto l'anno prima ancora peggio, era direttamente confluita nel sindacato dei contadini fascista e così il sindacato fascista dei contadini aveva dentro contadini e proprietari e terrieri contro cui le lotte delle leghe bianche fino a quel momento erano state durissime, soprattutto qui a Treviso, ma non solo. Ecco, una delle cose che mi ha colpito è perché le lotte di Miglioli nel Cremonese siano conosciute a livello nazionale, mentre quelle altrettanto importanti, se non ancora di più, di Corazzin a Treviso non siano conosciute a livello nazionale. Uno dei motivi per cui ho scritto questo libro, ho tentato di dargli anche una chiave nazionale, parlando dei congressi della CIL e quant'altro, è proprio questa: restituire a Corazzin la sua figura di sindacalista di caratura nazionale. Prima è stato ricordato tutto ciò che lui ha fatto a livello di organizzazioni nazionali. Una delle prime, la FILA, la Federazione Italiana Lavoratori Agricoli, l'ha fondata lui. E poi c'è un periodo di Corazzin che bisognerebbe approfondire, quando lui ha fatto il sindacalista a Milano, quando è stato direttore dell'Ufficio Cattolico del Lavoro di Milano e lavorava con Grandi a organizzare le operaie tessili della Brianza. Tant'è che uno dei telegrammi più accalorati quando è morto veniva proprio dalle operaie tessili della Brianza, che ancora si ricordavano dell'attività sindacale svolta da Corazzin nell'ultimo anno della guerra, tra il 18 e i primi mesi del 19. Allora vediamo l'articolo che vi voglio illustrare. Allora, c'era stata una specie di riforma fatta dal fascismo, cioè proposta dal Gran Consiglio del Fascismo, l'istituzione della magistratura del lavoro e quindi del probivirato. Cos'è il probivirato? È il sogno del movimento sindacale cattolico di quegli anni: come superare la lotta di classe senza arrivare alle estreme conseguenze come fu lo sciopero. Cristianamente l'indicazione era quella di concordare tra le parti un probivirato che avrebbe dovuto decidere tra capitale e lavoro, in caso di controversie, chi dei due avesse avuto ragione, con le parti che si impegnavano a rispettare le decisioni di questo probivirato. E quindi sembra, come dicevo prima, che il Gran Consiglio del Fascismo venga incontro a questa esigenza cattolica del probivirato attraverso la magistratura del lavoro. Un vecchio sogno del sindacalismo bianco, scrive lui, un modo con cui superare la lotta di classe. Ma si chiede, questa magistratura del lavoro riuscirà veramente a garantire la parità tra capitale e lavoro? E qui in questo articolo fa in sintesi un riassunto di quella che è la concezione sindacale bianca. È proprio questa dell'arbitrato,
ma a monte dell'arbitrato ci deve essere una condizione fondamentale, la libertà di organizzazione. Se non c'è libertà di organizzazione, quell'arbitrato diventa un fatto puramente burocratico. E qui rifà, sia pure per cenni, tutte le lotte aspre che ha dovuto condurre per ottenere nei contratti l'istituzione di questo provvivirato. Chi erano i principali nemici del provvivirato agricolo? Beh, i socialisti, perché i socialisti volevano la supremazia di una classe, quella dei lavoratori, e quindi era la dittatura di una classe, ma soprattutto i liberali, perché i liberali erano contrari a qualsiasi ingerenza dello Stato nelle questioni di lavoro. Era la politica del non intervento, mitigata ovviamente da Giolitti e da altri, ma sostanzialmente l'ideologia liberale era di lasciare libere le parti. Per i liberali le questioni e i conflitti di lavoro erano solo un fatto di ordine pubblico, era un fatto da Ministero degli Interni, non da Ministero del Lavoro. Ora pareva che i fascisti ribaltassero, scrive lui, queste teorie liberali, ma la domanda è come verranno applicate queste riforme che i fascisti progettano? Qual è l'obiettivo di tutta l'attività sindacale di Corazzin? La pacificazione sociale, cioè il fatto che non siano necessarie lotte anche aspre per arrivare a un accordo tra capitale e lavoro. Ci può essere pacificazione sociale se è abrogato il diritto di sciopero, come avevano fatto i fascisti pochi mesi prima, e qui ci dice due cose su quello che doveva essere il perno della concezione bianca del sindacato. Vi leggo queste due righe, ecco lui scrive: non dobbiamo dimenticare che la scuola sociale cristiana ha suggerito come elementi integratori necessari alla pacificazione sociale in agricoltura lo sviluppo della piccola proprietà direttamente coltivatrice. Nell'industria, come è stato ricordato, la compartecipazione operaia nel padronato azionario nelle industrie. E questa era una tesi che già era stata fatta a uno dei convegni nazionali della CIL a Faenza nel 1919, a cui aveva partecipato anche Corazzin, che è stato uno dei primi segretari, anche questo non lo si ricorda, è stato uno dei primi segretari nazionali della CIL, che all'epoca veniva divisa in due, Alta Italia e Centro-Sud Italia. Lui era il segretario della Alta Italia e la sede è stata per un anno proprio qui a Treviso. Bene, se ci dovesse essere un ricorso a questo arbitrato proposto ai fascisti, senza il diritto di sciopero, se il giudice dà ragione al padrone, gli operai se la devono mettere via. Ma lui dice proprio così, perché usa un linguaggio molto semplice per farsi capire da tutti. Se invece vincono gli operai, è vero che era vietata anche la serrata, ma chi mi dice che gli industriali non possono chiudere per un altro motivo, adducendo altri pretesti, come per esempio la concorrenza internazionale, la crisi, e quindi non è su basi paritarie la magistratura del lavoro proposta dai fascisti, se non è incluso il diritto di sciopero. E soprattutto se non vi è libertà sindacale, cioè se non c'è la libertà di aderire al sindacato che uno meglio sente vicino alle proprie esigenze e alla propria cultura, e quindi alla cultura cristiana. Chiude questo articolo con un passaggio che mi sembra molto importante per l'anno in cui è stato scritto. Si rivolge direttamente a Mussolini, che lui ha conosciuto a Milano, lui l'ha visto agire nelle prime settimane. Il governo si ricordi di essere non il governo di un partito, ma di un paese. A tutte le sacre e oneste libertà, a quella sacra dell'organizzazione sindacale, non imponga o non concorra a imporre coattivamente una tessera, altrimenti ogni sana iniziativa rimarrà sulla carta.
La coazione, cioè l'obbligo di essere iscritti a un sindacato, e in quell'epoca l'obbligo è quello di essere iscritto al sindacato fascista. Questo è il primo articolo. Il secondo lo scrive, magari sarà un artificio retorico a cui ricorrono spesso i direttori dei giornali, cioè si autoscrivono una lettera facendo finta che l'abbia scritta un altro per rispondere. Allora, un lettore cattolico gli scrive: amico mio, se noi siamo stati sempre per il probiviritoriato, parola difficile da dire, vabbè, abbiamo capito, per l'arbitrato, chiamiamolo così, perché adesso tu sei contro la magistratura del lavoro proposta dai fascisti? Mi pare di capire che dal tuo articolo che tu avanzi obiezioni. Sto facendo proprio il suo linguaggio, come vedete, molto semplice, molto diretto. Tanto per dirvene una, qual è la differenza, lui diceva, tra il sindacato cristiano a Treviso e quello dei repubblicani di Guido Bergamo nel Montebellunese? Beh, il nostro è enologo, lui è enologo. Tra parentesi, eravamo i primi a diplomare gli enologi, quindi nel resto d'Italia non sapevano come chiamarlo. Lo chiamavano o signor Corazzin o ragionier Corazzin, perché l'Istituto Celetti di Conegliano ha questo primato. Vabbè. Allora diceva, il sindacato cristiano è un buon vino rosso, che rimane anche dopo. Quello di Bergamo sono quei vinelli bianchi che fanno pum con le bollicine, ma che dopo aver bevuto sembra di aver bevuto acqua. Non so se adesso i produttori di Prosecco concorderebbero, ma nel 1921-22, quando faceva questi rapporti, sapete che il vino veneto era il vino rosso, soprattutto i vini del Piave, che lui vantava e aveva, leggendo, provato a mettere qualcuno di questi aneddoti da enologo. Allora così gli scrive sto amico: ma perché sei contrario? Allora, innanzitutto gli ricorda una cosa: per un cristiano il fine non giustifica i mezzi. Quindi il modo con cui i fascisti sono andati al potere, cioè in modo violento, non giustifica il fatto che i fascisti possano fare anche qualche cosa di buono, come questa magistratura del lavoro, se il metodo con cui l'hanno ottenuto non è un metodo cristiano. Ma direi non è un metodo umano come quello che hanno usato i fascisti per prendere il potere, pestare gli avversari. Allora, dopo aver precisato questo, gli dice che, e si chiede qual è la reale consistenza di questa magistratura del lavoro. Va detto che l'articolo è uscito dopo, perché il numero dell'Idea in cui veniva pubblicato questo articolo è stato sequestrato. Quindi dopo è uscito ma tagliato dalla censura. E lui ha dovuto ricorrere ad alcuni sotterfugi per dire quello che pensa, eludendo però la sorveglianza del prefetto censore. Allora ricorda come i fascisti durante le lotte agrarie, assoldati dagli agrari, avevano abrogato la magistratura del lavoro, l'arbitrato. Che si siano convertiti, che abbiano cambiato idea rispetto al 20, quando hanno fatto fuori tutte le commissioni arbitrali istituite durante la guerra, perché il vero cambiamento nel mondo agricolo c'è stato durante la guerra, quando il governo è stato costretto a emanare leggi a favore dei contadini se voleva che la nazione continuasse a produrre grano per nutrire anche chi era al fronte. Allora, se hanno abrogato tutto nel 20, siamo sicuri che adesso si siano convertiti e siano diventati favorevoli alla magistratura del lavoro? Allora dice a questo anonimo lettore: permettimi di conservare questo dubbio. Poi, ci può essere, lo dice di nuovo, una magistratura del lavoro senza il riconoscimento pieno e completo delle libertà sindacali? Cosa accadrebbe? O lo Stato diventa lui, attraverso una sorta di dogma dell'infallibilità, colui che conosce quali sono le esigenze dei lavoratori e quindi fa autonomamente sia il datore di lavoro che il lavoratore, ma in questo caso diventerebbe una magistratura burocratica e in questo caso violerebbe uno dei principali diritti naturali, che
che è quello della libertà di associarsi, che è quello della libertà di esprimersi, oppure, cosa che di fatto accadrà, delegherà tutto al solo sindacato fascista. Insomma, aveva già intuito che lo sbocco inevitabile sarebbe stato quello, un unico sindacato fascista. E in effetti, quando verrà veramente istituita la magistratura del lavoro, verrà affidata alle corti d'appello. Sarà la corte d'appello che avrà una sezione per giudicare i conflitti di lavoro. Poi, come influire in qualche modo sui conflitti di lavoro se sono nulli i mezzi della libertà di critica? Primo fra tutti, la libertà di opinione, essendo già vigente la censura. Insomma, questa idea fascista aveva riscosso parecchie simpatie in ambito cattolico. Lui è uno dei pochi ad aver capito che si trattava di un bluff, che era solo un modo per introdurre per vie diverse quella che diventava una concezione totalitaria, cioè un unico sindacato, un unico stato etico da cui provengono e si emanano tutte le direttive per risolvere i conflitti del lavoro, che poi i conflitti di lavoro nel fascismo venivano risolti in un modo dove non esisteva la contrattazione, anche se nei primi 2 anni, anche dentro il fascismo, c'era stata una specie di conflitto tra chi voleva un sindacato autonomo e chi voleva ricondurlo tutto all'interno del partito. Ovviamente ha vinto la seconda ipotesi. Allora, per chiudere questo articolo, per eludere la censura, Corazzin ricorre a una metafora presa dal suo studio agronomico. Non so, in agricoltura voi mi insegnerete la legge del minimo, cioè in un campo, se si coltiva, io posso dare di alcune sostanze quanta quantità voglio, ma se per esempio c'è poco azoto, la pianta si regolerà su quel poco di azoto che c'è, e quindi posso dare benissimo altre sostanze chimiche, ma la produzione sarà livellata da quel minimo di azoto. E la legge del minimo, mi sono informato, risale ai tedeschi. E allora lui usa questo, dice al suo anonimo interlocutore: tu conoscerai bene la legge del minimo. E gli dice sostanzialmente questo. Che cosa voleva dire? Che tutte le più belle riforme che il fascismo potrà fare, se non c'è la libertà sindacale, si baseranno tutte su questo minimo, cioè l'assenza di libertà. È stato un modo intelligente per dire sta cosa, che gli hanno pubblicata, perché evidentemente l'estensore che ha letto l'articolo non ha ritenuto di censurare questo passaggio, mentre ne ha censurati altri che purtroppo non conosciamo, proprio perché sono caduti dentro le maglie della censura. Ecco dunque i motivi per cui il sindacalismo cristiano è stato attaccato ferocemente dai fascisti. E allora lui chiude questo articolo, e con questo chiudo anche il mio intervento, con un messaggio che mi sembra possa valere per tutti noi. Sì, qualche volta, stanchi di persecuzione e di essere odiati e disprezzati, qualche volta, in qualche momento di sconforto e di debolezza, ci si domanda, e mi domando, ma non è meglio disertare la battaglia? Ma poi l'anima insorge contro il corpo stanco e fiacco. Ecco, questa non è una metafora, perché pochi giorni dopo ha la crisi che lo porta alla morte. È necessario che in un paese come l'Italia non tutti cedano plaudenti al trionfatore dell'ora, il proprio pensiero e la propria attività. È necessario che qualcuno rimanga nella sua trincea, anche misconosciuto, anche calunniato, anche irriso, lontano dai clamori e dagli osanna, e difenda l'ideale purissimo per il quale ha sempre combattuto, e ammonisca finché potrà contro i pericoli della
gloria trionfale. Grazie. Grazie al professor Mauro Pitteri, alle similitudini che ci sono tra quell'Italia e l'Italia di oggi, e anche lui il monito che lascia a tutti noi dell'impegno quotidiano della nostra attività sindacale, ma dell'attività che si occupa della cosa pubblica. Prima di dare la parola ad Andrea Cuccello, segretario nazionale confederale, due comunicazioni di servizio. All'uscita troverete quello che diceva prima il professor Pitteri, un estratto del libro a cui sta lavorando, e altri documenti su Corazzin, tra cui una copia del settimanale diocesano La Vita del Popolo, che ha pubblicato un inserto speciale proprio su Giuseppe Corazzin. E poi ci sarà un buffet al termine per chi vorrà fermarsi, magari prima proprio di andare via una comunicazione di servizio di dov'è il buffet, perché questo non ce l'ho tra gli appunti. La parola ad Andrea Cuccello per le conclusioni. Ma innanzitutto grazie per questa bella giornata trascorsa insieme, nel ricordo di una persona straordinaria. Ci sono persone che quando le ricordiamo parlano al presente più di quanto potremmo immaginare. Il centenario della morte di Giuseppe Corazzin, domani 18 novembre, è una di quelle persone. È un pezzo della storia della Marca trevigiana, è un modo di intendere la giustizia sociale, è la prova vivente che anche quando tutto attorno ti dice si è sempre fatto così, c'è sempre qualcuno che trova la forza di rispondere no, possiamo farlo meglio. Corazzin nasce in un Veneto poverissimo. Ad Arcade è un paese che somiglia a tanti paesi della provincia italiana, molto semplici, molto piccoli, meno di 1000 persone, dove ci si conosce tutti. Però diciamo che il trevigiano in quell'epoca è molto diverso rispetto a quello che conosciamo oggi. È un territorio segnato dalla fame, dalla miseria, da una povertà strutturale che piegava intere generazioni. Le famiglie contadine vivevano in case molto povere, fatiscenti, in alcuni casi con una grande umidità che portava un'insalubrità molto forte. Le famiglie contadine vivevano in una condizione anche di grande sovrappopolamento, anche perché la dinamica demografica era molto diversa rispetto a quella di oggi. La famiglia di Giuseppe era composta di 5 fratelli e si dormiva a quell'epoca in 7, 8, spesso insieme agli animali, perché il calore era un lusso raro e quindi stando insieme si poteva tentare di star meglio. L'alimentazione era poverissima, monotona, basata quasi esclusivamente sul mais. Da quella povertà estrema nasceva la malattia che infestava il territorio e che aveva un nome che ancora oggi pesa come un macigno: la pellagra. Una condanna che deformava la pelle, indeboliva il corpo, annebbiava la mente. Bastava guardare le mani, il volto, il torace dei contadini per capire che la malattia non era un caso clinico, ma un fatto sociale, una conseguenza diretta della miseria. Nel trevigiano d'allora va ricordato che i salari dei braccianti erano tra i più bassi dell'intero nord. La disoccupazione stagionale faceva il resto, mesi interi senza lavoro, famiglie ridotte a sopravvivere, la mortalità infantile era altissima. La vita era dura, molto dura. I rapporti agrari erano segnati da una simmetria totale. Da una parte il padrone, dall'altra lavoratori senza diritti, senza voce, senza nessuna tutela. Non era solo questione di quanto si guadagnava, ma soprattutto della certezza del lavoro. Senza un ingaggio stagionale rimaneva una sola scelta: migrare, andarsene. Così tanti giovani partivano, attraversavano l'oceano e finivano nelle piantagioni di terre lontane dove si lavorava 15 ore al giorno, ma almeno la paga arrivava. Io voglio ricordare, a volte ce lo dimentichiamo,
tra il 1873 e il 1973 dall'Italia sono partiti 24 milioni di italiani. Noi spesso lo dimentichiamo quando a volte ci sentiamo diversi rispetto alle persone che oggi vengono qui in Italia a cercare lavoro e a dare sostegno alla nostra economia. Penso all'agricoltura, all'edilizia, ai servizi alla persona. Ma noi siamo stati quello e non dobbiamo mai dimenticarlo. E in questo scenario fatto di sudore, fame e resistenza quotidiana c'era una verità amara. Nel linguaggio di chi comandava, gli uomini che lavoravano quei campi, quei braccianti piegati dalla fatica, venivano chiamati strumento vile. Cioè non persone, strumenti vili perché ritenuti sostituibili. Così veniva giudicato il lavoro umano in quel trevigiano nei primi anni 20 del Novecento. Eppure da quella terra arida, da quel mondo ferito, nasce un ragazzo gracile, soprannominato Poenta e Amoi Crui, che invece è un vulcano, è pieno di passione, ha voglia di affermarsi, di affermare il principio, perché resta colpito dalle persone che venivano scacciate alla fine dei contratti non solo dal lavoro, ma anche dalle case. Don Tognana, al contrario, lo definisce un cavallino pieno di sangue caldo. Uno che non si rassegna, uno che cammina chilometri di contrade per dire ai contadini una cosa semplice e sconvolgente. Il giorno, il pomeriggio, la sera. Non dovete avere paura. Non siete soli e non siete nati per subire. Oggi, quando parliamo di salari bassi, di giovani che emigrano, di aree interne che si spopolano, stiamo parlando degli stessi nodi che un ragazzo di Arcade a 15 anni, io voglio ricordare l'età, 15 anni, vide più di 100 anni fa. A 18 anni, Bepin, che poi veniva chiamato così nei rapporti di tutti i giorni, è bello anche spersonalizzarlo dal punto di vista in cui l'abbiamo conosciuto oggi, ma è anche un uomo, è una persona che ha una grande empatia, che ha una grande capacità di stare tra le persone, che ha la battuta facile, è uno che piace, è una persona che ha un certo fascino perché sa convincere le persone rispetto alle situazioni che cerca di rappresentare. Invita i suoi coetanei a iscriversi alle leghe di resistenza, non per fare rivoluzioni di piazza, non per incendiare ville e organizzare spedizioni punitive, ma per costruire, per dare una forma sociale e cristiana alla lotta, per trasformare la rerum novarum in concreto, in diritti, in contratti collettivi, per superare il paternalismo della Chiesa e allo stesso tempo il classismo comunista e del socialismo rosso. Lui nasce in un'epoca che ha 4 grandi caratteristiche. L'Italia pensava di essere un paese che poteva diventare un paese colonialista. Nello stesso tempo si avvicinava la prima guerra mondiale. In Russia avanzava il comunismo. In Italia avevamo un socialismo fortissimo. E lui, pensate, all'interno di questa strettoia, anche in un ambiente dove c'era un grande analfabetismo, non dobbiamo dimenticarlo, lui fa un'azione straordinaria perché parla con le persone e convince. Una cosa bella, bellissima. E incide una linea precisa, netta e coraggiosa. No al liberismo che sfruttasse, no allo statalismo che annullasse la persona, sia alla dignità del lavoro, sia alla partecipazione, sia all'armonia sociale. Armonia sociale. È la rerum novarum. È la stessa linea di oggi della CISL. È la stessa idea di patto sociale, di responsabilità, di partecipazione che portiamo avanti guardando oltre il momento storico e cercando di ragionare rispetto al contesto attuale e quello che si può fare innanzi. E lui, Bepin, capisce una cosa che ancora oggi continua a essere rivoluzionaria: non basta protestare, è importante organizzarsi, stare insieme, fare massa. Il suo motto è semplice e feroce: urge iscriversi, stare insieme,
continuare nell'organizzazione, migliorarsi. Quella frase vale per i contadini del 19 come per le lavoratrici e i lavoratori d'adesso, per i precari, i lavoratori delle piattaforme digitali, nelle campagne e nei cantieri, nella logistica e nei trasporti, nella cura alla persona. Ma Corazzin è un'altra cosa anche. È un combattente, è un pacifista. 2 volte. Una volta, appunto, in un mondo che pensava che l'Italia potesse essere colonialista, va a combattere in Libia e ci va con quell'ardore che è tipico dei giovani che non conoscono, e lui pensa che quell'affermazione possa essere una cosa importante, ma vede la guerra, la riconosce, resta colpito dalla violenza, dalla morte, da gambe che andavano in putrefazione. E quando si comincia a rintravedere la possibilità che la guerra potesse tornare in Europa, invece, nel 1915 firma come Miles, Milite, gli articoli in cui denuncia la follia degli oratori dei comizi guerrafondai, perché l'aveva vista, e avverte nel 15 che la guerra non è un sogno di gloria, ma è una sventura immane. Quando l'Italia entra in guerra, seppur neutralista, attenzione, non scappa. Anzi, per senso di legalità parte e viene anche riconosciuto come un eroe, perché non scappa di fronte al nemico, cerca di organizzare e nello stesso tempo di salvare persone che in quel momento erano sotto il fuoco incrociato del nemico. E quindi è una persona che però cambia nel corso del tempo. Viene ferito sul Sabotino, c'è un tema serio, resta menomato e la sua salute comincia a peggiorare da lì per i malanni che la guerra aveva portato. Zoppicherà per tutta la vita, ma non smette di servire gli altri, assiste i profughi a Milano, organizza le case del soldato, segue i contadini rientrati dopo Caporetto. Oggi, mentre viviamo guerre, tensioni, migrazioni forzate, paure diffuse, la lezione è la stessa. La coesione non nasce dal rumore, ma nasce sulla cura delle persone, a quelle che sono più prossime, le nostre famiglie che a volte dimentichiamo, le persone che vogliamo bene, ma anche le persone che hanno bisogno. E è l'azione che cerca di mettere in campo la nostra organizzazione nel giorno per giorno, attraverso l'azione dei propri servizi nei luoghi di lavoro e anche con l'aiuto che cerca di mettere in campo con tutto quello che è possibile per un'organizzazione sindacale. E tra il 17 e il 18 tra i fondatori della CIL, la radice della CISL, non un'idea astratta ma anche lì concreta, 250 leghe, 150.000 aderenti, cooperative, casse rurali, contratti collettivi di lunga durata che cambiano il paradigma in un'epoca nella quale invece la precarietà era quella del giorno per giorno e si legava non solo alla vita del lavoratore ma alla vita di tutta la famiglia. Quindi non è un rivoluzionario romantico, perché ci tengo a dirlo. Un cattolico non può essere un rivoluzionario romantico. Lui è un architetto sociale che costruisce, sta tra le persone. Il sindacato per lui non è contro qualcuno, è per qualcuno. Per i poveri della terra, per chi non ha voce, per trasformare il conflitto in contrattazione e la paura della solitudine in accordo collettivo. La stessa visione che ogni giorno gli amici della FAI, gli amici della CISL, di tutta la nostra organizzazione cerchiamo di fare all'interno di ogni luogo di lavoro. È la stessa visione che difendiamo quando parliamo di partecipazione, di governance alle imprese, contrattazione inclusiva, salari, welfare, politiche industriali, territoriali, casa, non autosufficienza, sanità, trasporti, sicurezza. La CISL nasce lì, nasce dal rifiuto dell'odio e nella scelta dell'organizzazione, nell'autonomia, nel pensiero lungo. Tra il 19 e il 20 la Marca ribolle. I socialisti rossi incalzano, gli agrari reagiscono, gli sfratti dilagano, c'è violenza, paura, miseria e lì Bepin fa un miracolo. Tiene insieme 200.000 contadini senza far esplodere la violenza. Gli arditi bianchi non sono squadristi, però sanno stare nella concretezza, si sanno difendere, perché la violenza era diventata molto elevata.
sono autodifesa popolare, sono disciplina, sono ordine nelle piazze violente, sono la prova che la forza della democrazia non sta nei manganelli, ma sta nella parola e nell'organizzazione. È attuale? Io direi che è attualissimo. L'ultimo sogno è modernissimo, l'ha citato molto bene Onofrio nella sua introduzione: spostare le famiglie contadine venete nell'agro romano. Non cooperative, contratti equi, sostegno creditizio, una rivoluzione, mobilità sociale, sviluppo, ascensore sociale ante litteram, un'idea che oggi chiameremmo politiche attive del lavoro, politiche dell'abitare, politiche del credito. Noi abbiamo avuto al nostro congresso, non 7 anni fa, ma qualche mese fa, una commissione che esattamente parlava delle cose che lui faceva nel 1923, a distanza di 100 anni, 102 anni. Allora Corazzin è anche un antifascista e io ci tengo a sottolinearlo, così come è stato ben citato da tutti quelli che mi hanno preceduto, ma un antifascista integrale, non integralista, nel cuore, nella pelle, nell'azione, un oppositore fermo del partito del disordine, come allora veniva definito il nascente partito nazionale fascista di Benito Mussolini, che si stava imponendo con violenze sistematiche, intimidazioni, aggressioni, spesso culminate nell'omicidio, i delitti che costarono la vita a figure straordinarie come Giacomo Matteotti e Giovanni Minzoni. Non furono casi isolati, ma si moltiplicarono per tutto il paese, anche figure meno conosciute. Il 13 e 14 luglio 21 migliaia di squadristi provenienti da Ferrara e Rovigo occuparono Treviso con una brutalità indescrivibile, devastarono sedi di partiti e associazioni, distrussero la tipografia dove si stampava il Piave, il giornale diretto da Corazzin, la tipografia diocesana della Vita del Popolo, assaltarono Palazzo Filodrammatici, cuore delle associazioni cattoliche. Quel clima di terrore fu preludio alla marcia su Roma il 28 ottobre del 1922, che qualcuno in questi giorni in modo vergognoso ha fatto sì che potesse essere ricordata senza nessuna reprimenda, come sarebbe dovuto essere, visto che quella è apologia del fascismo e la nostra Costituzione è costruita sull'antifascismo, nonostante ci fosse stato nel momento in cui veniva costruita qualche malizioso, anche con un nome particolare, nomen omen, che si chiamava Lucifero, che voleva far sì che la nostra Costituzione fosse afascista, come se il fascismo in Italia fosse stato un qualcosa di passaggio. Il fascismo è stato quel torbido male che alla fine della Prima Guerra Mondiale nasce, porta l'Italia all'interno di una spirale di violenza, dove vengono tolte le libertà basilari delle persone e diventa ispirazione per la nascita del partito nazifascista tedesco, col quale viene costruita un'alleanza terribile insieme ai giapponesi che porterà il mondo all'interno di una distruzione incredibile. E io credo che questo non lo dobbiamo mai dimenticare. Corazzin stesso e la Molle Emilia, è stato ricordato, hanno pagato un prezzo altissimo. Hanno pagato la loro unione, non hanno avuto la possibilità di avere figli, perché in un momento bellissimo che stavano vivendo vennero bastonati, e come è stato ricordato più volte, ma empatizziamo di più, non è un fatto secondario. Quando le proprie scelte vanno a toccare la pelle viva, perdere un figlio nella fase della sua formazione, dell'amore, nella congiunzione tra due persone, è un fatto drammatico. E io credo che questo sia stato uno dei prezzi più alti che hanno pagato come persone rispetto alle scelte di non piegarsi alla vulgata del momento. E sul fronte sindacale è stato straordinario, l'ispiratore, il principale artefice del movimento sindacale cristiano nella provincia di Treviso e oltre i suoi confini. L'abbiamo già detto, la nascita della CIL, il fatto che l'anno successivo era a Parigi per contribuire alla nascita dell'Internazionale Sindacale Cristiana, la nascita del Partito Popolare con Don Luigi Sturzo. E anche qui, pensate per le cose che diceva Mauro prima, nelle difficoltà, ma il mondo cattolico che si organizzava anche in politica, oggi, quanto manca all'interno del nostro Paese.
manca un motto di ribellione rispetto a tutto quello che esiste, è la capacità di saper proporre un qualcosa di nuovo e di diverso, non che guardi al passato, ma che possa saper guardare al futuro, tra persone che guardano il mondo in modo diverso, non spaccati o di qua o di là, e che spesso si genera una condizione attraverso la quale non c'è una visione d'insieme. Può essere di ispirazione anche questo. E che cosa ci lascia oggi? Beh, io mi sento di dire che Corazzin ci insegna e ci lascia che non c'è giustizia sociale senza organizzazione, non c'è Aldo Libertas, enciclica precedente alla Rerum Novarum di Papa Leone XIII da Carpineto Romano, un paese che io amo, è vicino a me, ci vado spessissimo e che ci dà l'ispirazione per dire che ci auguriamo che anche il cammino di Papa Leone XIV sia di ispirazione rispetto al passo che deve avere su come guardare il mondo nel prossimo futuro. E la rabbia non basta, che servono sindacati, contratti e partecipazione. Il lavoro cambia, ma la dignità non cambia mai, dai contadini del 1920 alle lavoratrici e ai lavoratori del 2025, che la persona viene prima del mercato e prima dello Stato. È la nostra identità, è sempre Rerum Novarum. La partecipazione è il futuro. Toniolo la sognava, Corazzin la costruiva, Pastore la porta all'interno del patto costituente. Noi la portiamo in Parlamento. A maggio è stata approvata la legge 76 sulla partecipazione, della quale dobbiamo essere orgogliosi e che viene da lì, da quella storia di cui oggi stiamo parlando. Quindi un sindacato che divide non costruisce futuro. Corazzin lo sapeva, fu attaccato sia dai socialisti che dai comunisti, che dagli agrari, perché cercava una via d'armonia. Noi stiamo su quella strada, riforme, non slogan, riforme pensate, accordi scritti, non contrapposizioni sterili, responsabilità, non estremismi e non flottiglie a intermittenza, in alcuni casi sì, in altri casi no. E allora perché ricordarlo oggi? Per le motivazioni che suo nipote ci ha ricordato. Perché noi abbiamo bisogno di cittadini, abbiamo bisogno di persone che stanno standing alone, di persone che hanno l'esigenza di essere partecipi. E siccome, lasciatemi concludere con un po' di passione e direttamente, noi oggi quando parliamo di NEET, parliamo di ragazzi che a secondo dei calcoli che facciamo stanno tra i 29 e i 35 anni. E noi abbiamo immaginato che la nostra vita è continuamente un guardare in avanti. Invece la nostra vita ha un termine. 35 anni è un'età adulta. È un'età nella quale già precedentemente ci deve essere una responsabilità. Così come ha fatto Giuseppe, i prezzi che ha pagato. Però significa che quando noi svolgiamo il nostro lavoro di sindacalisti, dobbiamo essere anche tra quelli che persone in piedi, persone e non sudditi, ma soprattutto siamo in grado di dare maggiori responsabilità e aiuto ai giovani per poter entrare prima nel mercato del lavoro, prima nell'ambito della politica, prima nell'ambito di quello che può essere un impegno che troppo spesso noi genitori, noi gruppi dirigenti facciamo in modo che possa essere sempre spostato in avanti. Questo secondo me è il lascito importante che ci ha lasciato Giuseppe, la passione, la voglia di stare insieme, la voglia di costruire e di organizzarsi. E poi quella cosa che a me è piaciuta tantissimo, quello del cavallino col sangue caldo. Dobbiamo essere non rettili, ma persone che col sangue caldo stanno vicino ad altre persone, aiutano e che danno il buon esempio. Grazie di cuore. Grazie Andrea, grazie davvero a tutti i relatori, gli ospiti, a tutti voi che avete partecipato a questa, posso dire, magnifica giornata celebrativa, ma
che ha un intento in particolare, quello di ravvivare la memoria perché la memoria diventi attuale e consenta a tutti noi di continuare a svolgere la missione sindacale e sociale che è stata di Giuseppe Corazzini. Chiudo ringraziando una persona in particolare che è stata un po' il factotum di tutta questa questa giornata, ma della preparazione di questa giornata, che è Roberto Soncin, a cui chiedo un applauso perché si è fatto in 4. E il buffet è presso la trattoria pizzeria Caprese, che è a 300 metri vicino all'università, 300 metri a piedi da qui. Grazie a tutti ancora.